caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo, benvenuti a questo nostro appuntamento, l'Azione Più, occasione per approfondire alcuni aspetti della vita della nostra Chiesa diocesana. Quest'oggi ho il piacere di avere qui con me Andrea Bazzichetto, presidente dell'Unitalsi della sezione di Vittorio Veneto. Ho piacere che sia qui con me oggi perché ci aiuta a scoprire qualche cosa di più dell'Unitalsi e soprattutto del pellegrinaggio diocesano che ormai è prossimo, è vicino, si terrà a fine giugno. Ecco, vorrei innanzitutto chiederti, Andrea, che cos'è appunto l'Unitalsi, così aiutiamo le persone che ci stanno seguendo a fare mente locale su questa preziosa realtà e soprattutto a parlarci del pellegrinaggio diocesano. Che cos'è, quale spirito intende trasmettere, perché tante persone dalla nostra diocesi e anche da altre diocesi partecipano ai pellegrinaggi. Bentrovati a tutti e grazie Don Alessio per questa opportunità e alla Tenda TV di presentare l'Unitalsi diocesana e questo prossimo pellegrinaggio a Lourdes. L'Unitalsi è un acronimo un po' strano perché significa Unione Nazionale Italiana, Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari Internazionali. È un'associazione a presenza nazionale, è un'associazione di laici ma che dipende direttamente da Sua Eccellenza il Vescovo e da tutta la Chiesa italiana. La centralità, come dice il nome, è Unione Nazionale Italiani, Trasporto Ammalati Lourdes e quindi il pellegrinaggio di Lourdes è sicuramente la centralità della nostra attività annuale, ma tutti i santuari mariani, infatti la devozione a Maria, devo dire, è la centralità del nostro apostolato, del nostro lavoro. Il prossimo pellegrinaggio a Lourdes ormai è prossimo e vi ringrazio davvero, ti ringrazio davvero di poterlo presentare e di poter essere distribuire, accogliere l'invito di tante persone. E come tu mi hai chiesto, i partecipanti al pellegrinaggio sono veramente molteplici perché sì, volontari, sì, pellegrini, ma la centralità del nostro servizio rimangono i malati. E il pellegrinaggio è proprio centrato su di loro, con la possibilità di avere assistenza, di avere aiuto, ma di avere anche strutture idonee sia durante il viaggio sia durante la permanenza a Lourdes, di accogliere, di seguire ed eventualmente anche aiutare o curare queste persone bisognose. Ricordiamo anche i giorni in cui si terrà dal 24 al 28 giugno a Lourdes e sarà presente anche il Vescovo Corrado Pizziolo che, come dicevi, ha un ruolo fondamentale all'interno della sezione Unitalsi di Vittorio Veneto, come i Vescovi hanno un ruolo importante in tutte le sezioni dell'Unitalsi italiana. Il Vescovo, presentando il pellegrinaggio di quest'anno, insiste molto nelle sue parole in quella che è la dimensione internazionale dell'esperienza a Lourdes. Personalmente condivido molto questo pensiero perché le esperienze che ho fatto anch'io a Lourdes con l'Unitalsi mi fanno ricordare veramente questa dimensione universale della Chiesa e anche universale per quanto riguarda la presenza dei malati e di quanti fanno servizio. Ecco, non so qual è il tuo punto di vista su questo aspetto, mi pare sia prezioso comunque, no? Anche per l'Unitalsi questa dimensione internazionale dell'esperienza. A noi come sottosezione di Vittorio Veneto, ma come unitalsiani in generale, devo dire, ci sentiamo veramente parte viva e parte attiva della Chiesa. Questo è il senso del nostro volontariato, il senso del nostro andare a Lourdes, che poi si esprima nel servizio specifico ai malati. Questo è un qualcosa, direi quasi di unico, perché pochissime associazioni o tour operator, eccetera, riescono a garantire la possibilità ai malati, alle persone con limitazioni motorie, con disabilità varie, eccetera, di poter recarsi in pellegrinaggio, di poter affrontare questo viaggio. Noi abbiamo questa fortuna e questa organizzazione importante, però sempre, e noi ce lo ricordiamo tutte le volte che possiamo ricordarcelo, all'interno della Chiesa. Lì a Lourdes si vive un'esperienza di Chiesa incredibile. Infatti tutte le persone che hanno la possibilità di vivere questa esperienza, di vivere questo pellegrinaggio, è uno dei punti che tutti si ricordano, perché lì ci si trova veramente con il mondo.
con etnie diverse, con situazioni diverse, con ceti sociali diversi, con provenienze diverse, con lingue diverse, ma si fa chiesa, si prega insieme, si guarda la Madonna assieme, si fa la processione assieme. È veramente un'esperienza concreta. Io dico sempre, Lourdes è l'esperienza concreta di chiesa e di carità applicata. Riflettevo anche in questi giorni, anche nella vita sociale, nella scuola, nell'educazione, oggi si vuol tornare tramite gli ITS, tramite istituti, tramite accademie, post laurea, post corsi, a ricreare proprio la centralità dell'esperienza concreta. Ecco, nella nostra vita personale di fede, ecco, il pellegrinaggio, partecipare al pellegrinaggio, che non è semplicemente sono andato a Lourdes, sono andato in questo santuario, no, ma partecipiamo al pellegrinaggio, che è proprio l'esperienza di chiesa insieme, di vivere insieme, di condividere insieme, e il servizio al malato, l'esperienza concreta di applicazione nella nostra vita della carità. Okay? E questo è un segno, un'esperienza indelebile. Poi c'è chi magari può tornare più volte, c'è chi fa solo una volta per vari motivi, ma questa esperienza vera, sincera, condivisa, rimane e segna la quotidianità della nostra vita. Questo ovviamente non è il primo pellegrinaggio al quale partecipi, e anche le parole che hai detto testimoniano la ricca esperienza che hai alle spalle. Mi verrebbe da chiederti un ricordo particolarmente significativo, anche se già dalle tue parole è emerso molto un ricordo, un aspetto che per te è centrale nel modo di vivere e di affrontare il pellegrinaggio. Ecco, non chiedermi quanti pellegrinaggi ho partecipato, perché francamente non me lo ricordo. So che il primo è stato nel 1979 con la mia famiglia e dall'84 in poi con l'Unitalsi, quindi anno più, anno meno, insomma non so quanti sono, ma non sono tanto lontani, da quasi uno ogni anno. Però il ricordo che veramente mi rimane sempre nel cuore è vedere l'atteggiamento delle persone, no? Ognuno vive il pellegrinaggio, la sua esperienza di preghiera, di servizio, certamente in maniera intima, in maniera personale. Ognuno viene a Lourdes, arriva al pellegrinaggio con la sua esperienza di vita, con le sue aspettative, con i suoi pensieri, con i suoi dolori, anche solo per curiosità. Ma ciò che è bello lì e ciò che mi ricorda, tutti ci ricordiamo, è innanzitutto, come abbiamo detto prima, questa esperienza insieme, ma la semplicità, l'atteggiamento così genuino, che le persone cambiano completamente. Ognuno arriva, che può essere il grande imprenditore, come il semplice operaio, o la casalinga, o il bambino, o il ragazzino, ma tutti insieme siamo lì con semplicità, che preghiamo, che aiutiamo, cose che teoricamente nella nostra vita, nel nostro quotidiano vorremmo anche fare anche qui, a Vittorio Veneto, a Oderzo, nella nostra diocesi, eccetera, ma che in realtà per vari motivi o ci si vergogna un po', eccetera, non si fa. Lì a Lourdes le cose semplici, l'aiutare una persona ad alzarsi da una sedia o a sedersi, a portare il pasto a una persona malata, spingere una carrozzina, camminare con la corona del rosario in mano, cose semplicissime, lì siamo tutti che lo facciamo in maniera spontanea. Ecco, questo è il ricordo più bello che ho, perché lì a Lourdes veramente diventiamo, a me non piace dire una famiglia, diventiamo chiesa, diventiamo che tutti condividiamo lo stesso valore e tutti siamo lì per vivere un'esperienza che ci porteremo poi a casa e che ci aiuterà nei giorni a seguire. Quindi un'esperienza da un punto di vista spirituale molto intensa, ma anche da un punto di vista umano, di un coinvolgimento Certamente. profondo, ecco, delle persone che vi partecipano. Venendo agli aspetti pratici, allora dicevamo il pellegrinaggio si terrà dal 24 al 28 giugno, però in due modalità, da quello che ho capito. Sì. Allora, chi ha un po' di storia dell'Unitalsi se lo ricorda, c'era il famoso treno violetto, c'era il famoso treno della speranza, e gli anni passano, le modalità cambiano, la velocità
cambia e quindi oggi diciamo, il mezzo per eccellenza rimane l'aereo, proprio per la facilità dei movimenti e anche tutto sommato per la economicità d'insieme del viaggio. Quest'anno abbiamo aggiunto all'aereo che appunto parte dall'aeroporto di Venezia il 24 di giugno e rientra a Venezia con il volo diretto fino a Lourdes Tarbes e sarà un volo privato solo per noi di Vittorio Veneto il 28. Il giorno prima, quindi dal 23 giugno al 29 giugno, per chi per vari motivi preferisce non viaggiare in aereo, c'è la possibilità anche di avere un pullman che sarà un pullman attrezzato, nel senso che avrà dei sedili molto comodi per chi può star seduto, oppure chi è in carrozzina può viaggiare seduto in carrozzina, o chi ha necessità per malattie eccetera di viaggiare steso. Ci sono, se non ricordo male, la possibilità di inserire 4 barelle addirittura. Logicamente poi le persone cambiano da un minimo di 30-35 persone a un massimo di 44 persone. Ecco, noi privilegiamo il viaggio in aereo, però per queste persone c'è anche la possibilità di avere il viaggio in pullman. Poi nelle varie parrocchie ci dovrebbe essere esposta una locandina che un po' rappresenta il pellegrinaggio. Vedo che tu in mano hai questo bellissimo pieghevole che dovrebbe essere sempre presente nelle varie banchetti delle parrocchie, che rappresenta un po' tutto. Ecco, nel lato posteriore del pieghevole ci sono i nomi di tutti i referenti divisi zone per zone e in grassetto indicata una cosa molto importante che dall'anno scorso abbiamo adottato come modalità, proprio nel contesto che noi siamo diocesi, il pellegrinaggio è diocesano e siamo all'interno della Chiesa, devo dire grazie anche a tutta l'organizzazione della Curia, nel sito della diocesi, nella home page del sito della diocesi, viene pubblicizzato il locandino, la locandina e il pellegrinaggio, e c'è un link speciale per avere un format digitale per l'iscrizione online. Quindi ci sono delle persone incaricate per aiutare tutte le persone, o chi è un po' con qualche dimestichezza digitale può anche iscriversi direttamente scegliendo le 3 modalità: pellegrino, malato o personale, barelliere o sorella. Quindi per chi desidera partecipare trova le informazioni per quanto riguarda il pellegrinaggio in parrocchia, come abbiamo appena sentito, oppure sul sito diocesano diocesivittorioveneto.it, il link, trovate un link dedicato proprio al pellegrinaggio dell'Unitas, oppure anche dalle pagine del settimanale diocesano l'Azione, alcuni articoli in queste settimane richiameranno il pellegrinaggio e forniranno tutti i dati utili. Con questo abbiamo concluso. Andrea, tantissimi auguri, buon pellegrinaggio e possa essere davvero un'occasione per riscoprire la propria fede e fare un'esperienza di servizio nei confronti dei malati e del nostro prossimo. Auguri davvero. Grazie Don Alessio, grazie alla Tenda TV per questa possibilità e confido di poterci salutare tutti davanti alla grotta di Massabielle.